Una lavoratrice in gravidanza e un contratto che non viene rinnovato. Succede a Limana, nello stabilimento Eptacosta. Il caso fa esplodere la polemica. A denunciarlo è la FIOM CGIL di Belluno, con il segretario Stefano Bona, che parla di una decisione formalmente legittima ma profondamente ingiusta. Per il sindacato si tratta di un episodio che colpisce una lavoratrice in uno dei momenti più delicati della vita, la maternità, e che appare in netto contrasto con i principi di parità di genere che l'azienda dichiara pubblicamente. Proprio intorno alla giornata della donna erano state promosse campagne e iniziative interne dedicate al valore del lavoro femminile, ma, sottolinea la FIOM, alle parole non sarebbero seguiti i fatti. E pesa anche un precedente. In altre occasioni i contratti di lavoratrici in gravidanza sarebbero stati rinnovati. Da qui le domande del sindacato. Perché questa volta no? Hanno pesato le esigenze produttive più dei diritti? La FIOM chiede un passo indietro da parte dell'azienda, chiarimenti immediati e garanzie per il futuro. Una vicenda che riapre con forza il tema della tutela delle donne sul lavoro, perché anche quando il licenziamento non c'è formalmente, restare senza rinnovo può significare di fatto perdere tutto proprio nel momento più fragile.